La CGIL oggi in questa iniziativa presenta questo libro di uno dei figli della famiglia Cervi, una famiglia storica dell'antifascismo italiano. Gli antifascisti, gli antirazzisti italiani sono grati ad Adelmo Cervi e alla sua famiglia per il grande lavoro che fanno ancora oggi quotidianamente di girare tutto il paese per spiegare il dramma, il male assoluto che è stato il fascismo. La CGIL continua quella lotta, il 7 ottobre saremo in piazza a Roma per spiegare a questo governo che la Costituzione non si tocca ma si applica, che il nemico non sono uomini, donne, bambine e bambini di colore di pelle diverso, che i nemici della nostra società non sono i poveri e quindi il 7 ottobre tutti in piazza a Roma. L'ANPI ha organizzato questo incontro oggi qui presso la sede della CGIL? Sì, lo facciamo assieme alla CGIL, questa presentazione di un libro che è un libro stupendo, perché ripercorre una vicenda che è quella che ha preso, diciamo, il cuore degli italiani subito dopo la Resistenza, subito dopo l'assassinio dei 7 fratelli, tanto da dire carne della nostra carne, nervi dei nostri nervi, come fu quello dei fratelli Cervi. Adelmo è figlio di uno di questi 7, Aldo, il politico di questa famiglia, e racconta la storia del padre, della madre, del nonno, della famiglia, la racconta umanamente, cercando di uscire fuori dal mito, perché il mito gli dà anche fastidio, come gli dà fastidio anche lo stesso museo che si fa, che gli ha tolto anche la casa, li fa vivere, racconta una vicenda di una famiglia moderna che vuole crescere e che è vittima del fascismo e il simbolo dell'Italia che bisogna costruire, dell'Italia nuova, i fratelli Cervi. Il libro è bellissimo, consiglio a tutti di leggerlo. Adelmo Cervi qui ad Agrigento che sta presentando la sua ultima fatica letteraria, I miei 7 padri. Ecco, ci parli un po' dell'opera e anche della sua storia, cosa c'è in questo libro, perché leggerlo? Allora, questo è un libro che racconta la storia di mio padre, i miei zii, racconta la storia della mia famiglia, una famiglia di antifascisti, una famiglia che ha dedicato tutto quello che aveva per combattere contro le ingiustizie di questo mondo, e quindi ha pagato con un prezzo troppo pesante, perché fucilati solo perché volevano avere un po' di giustizia in questo mondo. È un caso pesante, perché pensare che di fucilare insieme 7 fratelli, già questo ti dice di quella che è la storia. Racconto questa storia nell'interno di quello che è stato il ventennio fascista e di quello dei tanti e tanti come mio padre e i miei zii che hanno combattuto contro la violenza. Racconto questo per dire che ancora oggi c'è bisogno di gente che combatte contro le ingiustizie, perché ce ne sono tante. C'è una battaglia che dobbiamo fare insieme per far applicare la Costituzione, che sono 70 e più anni che sta aspettando. Penso che c'è ancora tanto da fare. Ricordare i Cervi si ricorda continuando a lottare contro le ingiustizie che ci sono in questo mondo. Lei presenterà il libro in diversi punti della nostra provincia? Sì, io sto facendo un tour, ho già cominciato da alcuni giorni, un po' in tutta la Sicilia. Ho fatto prima la Calabria, la Campania, insomma, sto girando un po' tutto il paese. Devo dire che ho trovato un calore al sud che non lo trovo al nord, e questa è già una cosa che ho trovato dei posti meravigliosi, c'è un mare meraviglioso, perché non bisogna dimenticare anche le cose buone che abbiamo, anzi è proprio perché abbiamo tante cose buone che dobbiamo. Solo che i giovani partono via, emigrano, la Sicilia sta diventando una terra di vecchi. Allora abbiamo una Costituzione che l'articolo primo dice che l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. Questo vuol dire che l'Italia e tutti devono avere lavoro, e allora vuol dire che abbiamo finora avuto dei governi che sono stati dei governi anticostituzionali, perché non hanno applicato la Costituzione sullo studio, sulla sanità, sui diritti, su tutto quello che è. Abbiamo avuto sempre qualche super ricco e qualche super povero, questo non è per il quale hanno lottato i Cervi e hanno dato la vita a tanti e tanti. Questa guerra aveva portato 50 milioni di morti a livello mondiale, una guerra scatenata dai nazifascisti, 40 milioni di morti e più in Europa.
25 milioni di un popolo che l'abbiamo sempre maltrattato, che ha pagato la vita per salvarci dal nazifascismo. Queste sarebbero le cose che dovremmo dire ai nostri ragazzi nelle scuole e in tutti i posti che troviamo, che spesso volentieri... Lei andrà in qualche scuola? Io le scuole ne ho fatte parecchie, ci tengo e andrò il più possibile, perché è con i ragazzi che bisogna portare avanti queste battaglie, e con i giovani, e fargli capire quanto c'è bisogno di loro per fare un po' di giustizia in questo mondo.